Inizia una trasformazione di una chimica, direi, abbastanza obsoleta, che ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di trasformarsi e Marghera è stato il primo posto dove abbiamo messo su questa pietra. Un impianto in grado di produrre fino a 20.000 tonnellate l'anno di polistirene cristallo e polistirene espandibile, riciclando rifiuti di polistirene espanso. Lo ha avviato a Porto Marghera Versalis, la società chimica di Eni, segnando quello che è definito come un ulteriore passo di trasformazione dell'azienda verso un'economia più sostenibile dal punto di vista ambientale. Quello che noi abbiamo detto quando abbiamo chiuso il cracking di Porto Marghera è che nell'ambito della trasformazione del sito, che però riguardava non solo la chimica ma riguardava anche altri filieri come la bioraffineria e quant'altro, quindi nell'ottica Eni avremmo speso più di mezzo miliardo totale. Per Versalis si tratta di una risposta concreta alla crisi strutturale che sta colpendo l'industria chimica europea. Sul versante riciclo, quello scelto a Porto Marghera è un approccio complementare, cioè investire su diverse tecnologie che assieme consentono di massimizzare le quantità di plastiche che si possono riciclare. Recuperiamo dei polimeri già utilizzati, quindi delle plastiche già utilizzate in maniera molto semplice per fare delle nuove plastiche che poi andiamo a rimettere nel mercato, per del packaging, per quanto riguarda gli imballaggi del settore dei frigoriferi rispetto agli elettrodomestici e quant'altro, così come anche il settore dell'edilizia, pannelli per isolamento e quant'altro. Ciò che è importante per l'economia del veneziano è la centralità che un sito come Porto Marghera riveste nei progetti di Eni e Versalis. Avere un hub logistico molto importante per la pianura padana che sarà ancora più rinforzato. Per Eni sarà ancora un sito, in maniera più generale, ancora più strategico. Stiamo investendo molto nella bioraffineria, adesso avremo un nuovo impianto idrogeno, una nuova unità biojet